alla seconda parte del nostro spettacolo casalingo. Dalla ribalta di A Nostra Casa, Mario Ferrero. Peppe Moncalé. Ciao Tartaia! Ciao Mobilia. Ma sono le solite. Ma possibile che ti fai proprio niente per sto Tartaie? Adesso hai supposte apposta per cui che Tartaio. Prova durei. Ma te Mobilia, confonde ne? Mi tartaio con la bocca. E poi tartaio per sempre. Ma come Tartaia non sempre? Tartaio, ma quando parlo e basta. Guarda, anche io proprio non ho preso il spirito, anche perché l'hanno portato via la macchina. L'hanno rubata. No, l'hanno portato via i cibi con il carro attrezzi. L'hanno portata in piazzale Michelangelo, eh? Ma no, l'hanno portata lì, largo Brescia. Una volta si chiamava Parei, adesso si chiama piazzale Michelangelo, per via dal da Desmila, che ti spende qualche deve andare. Anche via dei Mille, da qualche civic, hanno camminato porte via gli automobili, si chiama Pinen via dei Mille. Ah sì? E come si chiama adesso? Si chiama via dei 14.000, proprio perché a parcheggiare lì costa 14 sacchi. Sanna Tartaia, ascoltate te, ma fino alle servere mica Tartaio. E dimmi un po', alle passate la fissa davanti al telefono sul turno? Passame? Ma che passame? Tutt'altro, anzi, e dirai che o ambuto il telefono sul turno o tramite il turno hanno l'ufficio dell'avvocato. Sarebbe come dire il braccio e la mente a stretto contatto di gomito. La scapilla l'antifona. Te Tartaia, a tasmia non esagerare, pila un po' più bassa, testun in testun. La parlate sta fina. Ma se la dan cranio che se ti butta in manica diventa una massa. Come al solito il tuo complesso di inferiorità ti porta a critiche e a dire stupidaggini. Potrei anche avere il complesso di inferiorità, ma ti confronta al complesso di superiorità, a per me vai l'elefante, ma guarda la giacca, guarda i bottoni, a cosa fai? A lamiera? E vedi che capisce proprio niente. A su bottoni sportivi, bottoni metallici. A capito le cupe alle rue della 130. Ti, guarda che lì che passa. Ma figurati, ma guarda che handicalaga lì. E ben cosa calate straordinari. A marcia che mia Brigitte Bardot e i capelli agli allunghi fino alla schiena. Per me, alle un di tante di tante fuorileggi del sesso. Torni fuori legge, lo lì ha sompinto la legge che mi e ti, come tempo a curo. Antolid da corazon. Al di anche le funne, avanti con le funne. Iomo avanti con iomo. Che volta iomo avanti con le funne, ma sempre pidarai. Sì, das ragione. Che tempo, Tartaia, che tempo.
Se quello di Avilesa adesso scriveria le avventure di Finocchio. Sanna mia parle con ti tartaia in barco e capisco neanche se ti sfolo se tu fas. Ah, lo fa il mobilia e lo fa mi sono patì. Le tue allusioni non le raccolgo, mi sono a livello intellettuale superiore. Alla studia agraria e zappologia nei miglior campi del Monferrato, quando aveva altro ero che i dun, per farlo in tre, ai Dio, vanga avanti. Mi partime cartartaia e prevedo una brutta fin se continui da sto passo. Cule, a su magle tue idee, ma sapevo fino a femme cavaliere. Cavaliere del lavoro? No, cavaliere del riposo. E a sua nome a controllare sul posto di lavoro. Ma se esiste un'orificenza di questo genere? Ma all'ambientale, dopo che con un sume e poi alle mutume impese e del cavaliere del lavoro che cavaliere del riposo. Come che sarebbe di? A sarebbe di che con riposo ti scioppe mai. Ma fammi manca il piede, ma cosa che dise? Ma prova a leggere nei necrologi a un sal giornale. A me ero tutti dopo una vita di lavoro. Ma là non hai mai sentito che munito dei comporti religiosi sia serenamente ispirato dopo una vita di riposo? Guarda, hai niente da fare. Ragione con te è praticamente impossibile. Alle me che mola. Al diao che porta tartaia. Ciao, professor Mobilia. E tu sai adesso due che vado? No, non ho un'idea, due vade. Due che sono andati all'altra puntata. Pauline è uscito in questi giorni con 2 nuovi long play raccolti in un album dal titolo Canzon piemontese. Questa settimana vi facciamo ascoltare El Pringhi de Scola. Din dum blan, che bel prada di va. Blan, din dum blan. Ciao Ciccio, ciao Sumà. Come l'è? Andiamo bene? Sempre lo studio pieno. Bene, allora io stasera vi voglio raccontare una barzelletta. Qual è quella lì? No. Ciao Mario, ciao Mario Castagneri. Ciao Paolino. Ciao. Per piacere, con me non torna la barzelletta della Susina? No, sì, vede, stasera ti sbagli, perché io volevo raccontare quella del sedano. Le pesa ancora quella del Il sedano? sedano è bella, quella del sedano. No, San Paolino, non voglio sentire... Famla con te, Non voglio... famla con te. Vei neanche da conte. Fam- Vei che ti dice una cosa. Ieri sera l'hai vedute al Fundet Curfregina? Così, sì. L'hai vedute? Che voleva? Erano le singure. Ecco. Cosa fasie? Ecco così, cosa? Me lo chiedi così, cosa fasie? Sono andati a vedere Megagno, che era lì al Martinat che giocava al ballon, sta lì in faccia alla scuola Maffei, no? Giocava al ballon e... A proposito da scuola. La scuola cosa? Ne ricordi Paolino quando andavi a scuola noi? Ricordo, sì. Sogno, Sogno. miseria tanta. Ma ricorda con la tua canzone? Come Sì, si chiama già? Sì, il prendi da scuola. Senta, Mario, senta. Din dum blan, che bel prada di va. Blan, din dum blan, che bei fior colorati. Ale prendi da scuola, cita crias, saluto festoso, e le mare abbraccio, le mare a ciao ciao, a parlo di vacanze,
al ferie finì e chiusano speranze per a feste d'anni a fan a progetto a parlo di città con i vien da fette. Saluto il maestro, saluto il videl, nel primi da scuola e il mondo è bello, che bel prata mi va, la lindo che bei fior colorati, staramante in cantù, aiemmas na iot, un'aria patina, che stian veiot. Alana maiutas che sians le spalle, ti pedo i scarpon coi casar le stelle. Dai mare a Ciusù e a basso i suoi fiei, al cielo la maiutta, a su ai suoi ieri. Del brindi da scuola, tutti alla carezza, e in città le sue fa tanto tristezza, lindo là, che bel prato mi dà. La lindo là, che bei fior colorati. Mie care amiche, e su una turna sì, sono sempre la vostra Luisella. Questa rubrica ampias perché per qualche minuto poduma stesne tranquille tra noi autori e fumne senza che io mu abito il so bec. Alle turna al momento, come l'avrete già capito, ad la ricetta ad mia nonna. Stasmana e voi consieve una ricettina ciamum la parei piuttosto povera, ma non per son meno gustosa, Provai a fela. La ricetta si chiama pulmon ad bucin alla torinese. Consideruma sempre che le persone che devo mangiare siano un pique quatt. Antlura, gli ingredienti sono 6 pulmon ad bucin, 3 cucciari d'oli, 2 rus d'ou, mes bicchiera di light, al sugo di mes limon, una siuletta nenten grossa, panansemmu, mes cucciara di farina e naturalmente a sal. A smia complica, ma se le veda medamenda bin e vedrete che spiat alle una semplicità sbalorditiva. Dunque, febei il pulmon in acqua salà, dopo che taglielo a fettine e infarinelo e buttelo a rosulè antina peila, giuntandogli qualche cucciara di brod. Consuma il brod, versei insieme i rus d'ou sbattu e messa al light. Con un cucciar girei bin tut, evitando che la pitanza beia. Ritire la peila dal feu, vuide tut antin piatta di portà, sbrinciandola con il sugo dal limone. Se le venen capì bin tut, tornando a una minuta per risente e vedreve che anche voi altri come me e mia nonna e direve «Ah, che galuperia!» Arvezza in autasmana dalla vostra Luisella Guidetti. Il canton delle canzoni. Monsieur e madame, adesso hai tocca a Beppe e Luisella con le sue canzoni. Ancamina Beppe de Moncalè. Mi belle figlie, lei tarucane tante, proprio tante, ma l'ultima le cule più asfissiante, alle una marghera con le arie aute, per me tipo da mande all'incanto, e chi la dischie son so spasimante, non vera, e lei conosciuta la sera in una sala, l'uomo va là, e mi lei compagnala, ma son pentila lei sa mai incontrala, besiarda, bel fese cerde giù, ma le gruma, alla sto me finte come piuma, che roba, guardela da lontan qualcosa val, da usin però le tute artificial, quan chi baluma, assauta un montados come una crava, alai cavei tenge color biarava, e il puccio cale piat come una rava, per la specialità di Sotumin, alan fa la misberlaita al Valentin, sa canta, ai gonfia al cole poi diventa smorta, ai ven la stessa al nas la buca storta, sa fai a chiud fa tramule la porta, alla blaga,
e arri per buten mostra la gioiera, ai sauta subito fuori la dentera, che ruppia, tamputa geca len meter quadra, sai passa chi la stiro tutto in là, se poi a mangia, alle senza cognizione sta galupa, ai vangrilette dai per fe la supa, a puccia un paio di piove poi a pupa, diverse cure a fa per dimagri, ma sta paia gonfia sempre più, alle ingurda e a bisogna vedla quanca fastumiera, a fa certe baiade sta bergera, a smia che disbroi un'amlisera, na sera, curia purtellai te le rubiole, all'entrapasse la perdu le tole, che drie, san diso ancora basmera per spi, mi sghio e fa schedei il DDT, va mac. A conclude il canton delle canzoni Luisella Guidetti. Stasmana la canzone a due nostri amici, Giorgio Parker e Giorgio Lupica, insieme alle fisse dal Didanchei, la pubblicità e la veia da ste sempre giù, al pianoforte Gianni Palumbo. Orché la pubblicità ci impone pure l'età, d'obbligo e la gioventù, lo dico in radio e tv, non contiamo più dai 20 in su. Vestite giovane, mangiate giovane, brindate giovane, cin cin, guidate giovane, radete giovane, purgate giovane e al fin, con la dentiera e il tupè, sembrare quasi un vedere. Per restar giovani fate la plastica, fate ginnastica, però fra dieta drastica, panciera elastica, poco si mastica, oibò, ma come bello sarà, sì, sembrare 80 un Mazda. Saune, massaggi e flessioni, crampi, ematomi e fiatoni, la gente cosa non fa per dimostrar la metà o la metà della metà. Per restar giovani mangiate il polline oppure la pappa real, bevete tolitri d'acqua diuretica, usate il Gero Vital, prendere al volo il tramvai, far scale a pie che travai, seppur decrepiti sembrare giovani è quasi d'obbligo ormai, stringono le rotule, si incrina il femore, via la lombagine, ai ai, perderà un lustro ogni dì, manca già di un venerdì, perderà un lustro ogni dì, manca già di un venerdì. Poi compremme una cassinga con una vacca, una swencri, quattrini e una gallina e una crota piena di vin. E la sera la mia stalla con un mezzo studiosì, farai come la cicala, mi venirai a un concertino. Se la vacca o la gallina am dirà, ma come mai abbia svive antina stalla fra le bestie come noi? Come risponderai le vera se le bestie muove bene? Con questa canzone di Gipo Farassino si conclude A Nostra Cara. L'appuntamento è per la prossima settimana. Hanno collaborato il piccolo coro del Maffei, l'orchestra di Romano Farinatti, la banda musicale Eliana di Monbercelli e la sottoscritta Luciana Barberis. Grazie a tutti e un arrivederci dai vostri
Mario Castagneri e Giorgio Lupica. O testa d'asu, reverendo o faccia cri, o perlomeno sin la stalla, e mi la inenda stessa gri. I pesfecume la cicala e cante sera e mattin, o perlomeno sin la stalla, e mi la inenda stessa gri. I pesfecume la cicala e cante sera e mattin.